Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra e della Vittoria. In calendario 4 grossi eventi, questura già al lavoro per garantire la sicurezza. I fatti di Toronto ripropongono ancora una volta la necessità di impedire che malintenzionati possano avvicinarsi ai luoghi affollati e quindi anche per il raduno dei Fanti e la Dunata Triveneta degli Alpini a Vittorio Veneto, per non parlare delle celebrazioni del 4 novembre, alla presenza, se non ci saranno cambiamenti, del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, torneranno a far da barriera i mezzi blindati. A Vittorio Veneto sopralluogo effettuato già la settimana scorsa, eventi su cui sarà impegnato il nuovo vicario del questore, il trevigiano Luciano Meneghetti, 58 anni, arrivato da Belluno ed entrato in servizio ieri. Sono cose che abbiamo già iniziato ovviamente ad esaminare con il vicario dottor Serraiotto, che è stato trasferito alla questura di Perugia, e da oggi passeranno nelle mani del dottor Meneghetti, il quale è ben lieto di occuparsi di questi eventi che hanno fatto la nostra patria. Ma il primo impegnativo evento da monitorare sarà la tappa del Giro d'Italia, in arrivo il 18 maggio a Nervesa della Battaglia. Da qui nei prossimi mesi avremo dei importanti appuntamenti sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica, che per me, oltre all'entusiasmo per il nuovo incarico, sono anche di grande stimolo e motivazione per l'attività che da qui a qualche mese mi e ci impegnerà.